lavorare. E Dio creò, Genesi 1. Il nostro Dio è un creatore. Creò il mondo, creò l'uomo, la donna e diede loro una missione: custodire e continuare con il proprio lavoro questo meraviglioso progetto. La parola lavoro è quella che usa la Bibbia per descrivere questa attività di Dio. Portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nella 7ª giornata da ogni suo lavoro. Genesi 2. Poi Dio consegna questa attività all'uomo e alla donna e la consegna a ciascuno di noi. Così il lavoro dell'uomo non è che la continuazione dell'attività di Dio. Quel lavoro umano è la vocazione dell'uomo ricevuta da Dio alla fine della creazione dell'universo. E il lavoro è quello che rende l'uomo simile a Dio, perché con il lavoro l'uomo, come Dio, è creatore, è capace di creare tante realtà: una famiglia, una società, una città, una comunità, una vera fraternità, una giusta condivisione, la bellezza, oppure può distruggere tutto questo. Ecco, il lavoro è soprattutto un ambito in cui la persona può diventare persona, laddove sperimenta la sua creatività, i legami che la uniscono agli altri e al creato intero. Ecco perché non è sufficiente garantire un reddito anche a chi non lavora, perché gli mancherebbe un pezzo fondamentale della sua esperienza umana, quella scheggia creativa di Dio in lui e quella possibilità che gli è stata donata di contribuire a rendere questo mondo un posto migliore. Eppure nella storia abbiamo visto tante brutalità legate al mondo del lavoro. Un esempio fra i tanti: il tema della schiavitù. Quanta barbarie, quanti sfruttamenti in quel sistema della schiavitù. Eppure, ancora una volta, anche oggi esistono troppi schiavi. Uomini e donne che non sono liberi di lavorare, sono costretti a lavorare per sopravvivere, dentro sistemi che difendono come necessari i lavori forzati, ingiusti, malpagati, in nero. La schiavitù ancora corteggia nella nostra modernità tutti noi. È la nostra indignità, perché toglie la dignità all'uomo e alla donna e quindi la toglie a tutti noi, la toglie al creato intero. E poi, pensate in che situazione siamo: chiedere lavoro, in alcuni casi, in questo tempo, mendicare il lavoro. È perlomeno paradossale in una comunità che ha nell'articolo 1 della sua Carta Costituzionale il fatto che sia una comunità fondata sul lavoro. Il primo compito della politica, mi pare, è di guidare l'economia a dare lavoro dignitoso e giusto a tutti e a tutte. Da lì nasce quella dignità, quel progetto di Dio che riesce a dare sicurezza, responsabilità e a generare futuro. Ma mi pare sia una questione irrisolta. Il lavoro oggi diventa giorno dopo giorno semplicemente sempre di più un costo, non un diritto, è un'opportunità di crescita. E in tempi di crisi i costi si tagliano e i diritti si offuscano e la dignità viene dimenticata. Papa Francesco, in un messaggio alla 109ª conferenza internazionale del lavoro, suggerisce: leggo: in tutto il mondo abbiamo osservato nel 2020 una perdita di posti di lavoro senza precedenti. Con la fretta di tornare a una maggiore attività economica, al termine della minaccia del Covid-19, evitiamo le passate fissazioni sul profitto, sull'isolamento e il nazionalismo, su quel consumismo cieco, perché sono la negazione delle chiare evidenze che segnalano la discriminazione dei nostri fratelli e sorelle, sempre di più considerabili e considerati come scartabili dalla nostra società. Al contrario, ricerchiamo soluzioni che ci aiutino a costruire un nuovo futuro del lavoro, fondato su condizioni lavorative decenti e dignitose che provengano da una negoziazione collettiva e che promuovano il bene comune. Una base che farà del lavoro una componente essenziale della nostra cura alla società, cura al creato, cura all'umanità intera. Ce la farà. Riuscirà il mondo del lavoro a contenere quello che Papa Francesco chiama l'economia dello scarto, a gestire la politica dell'esclusione e a generare, o meglio a formare e a cambiare una cultura del consumo incontenibile.
L'elemento critico del nostro mondo è quell'approccio che ritiene le persone, così come l'ambiente, beni di consumo che vanno utilizzati finché servono. Servono a fare profitto e poi possono essere buttati via. E lo si vede nel dramma dei disoccupati, delle persone che perdono il lavoro, degli ambienti che sono stati devastati e abbandonati e ormai inabitabili. Globalizzare la solidarietà non è uno slogan. Mettere le persone sopra il denaro non è uno slogan. Investire per tutti e non per il solo profitto non è uno slogan. Ostinarsi a pensare ancora e in modo assurdo di essere padroni a casa nostra e a pensare il prima in noi e ai nostri profitti e ai nostri interessi, o peggio ancora prima la proprietà privata piccola e poi il bene comune, significa rinunciare a voler abitare questa terra, la realtà, il mondo, l'umanità, in modo creativo. In un tempo di crisi sociale, ma anche di crisi politica, di crisi culturale, nei giorni del crollo dell'impero romano, eravamo fra il 400 e il 500 d.C., Benedetto, questo uomo, intuisce la strada, una strada per poter ripartire, una strada che non ha perso nulla della sua forza profetica e anche progettuale, nemmeno nei nostri giorni di crisi. 3 prospettive: ora, labora et legge. Benedetto coniuga il lavoro con la spiritualità e lo studio. Ed è evidente, perché non costruisce speranza a chi ha venduto l'anima al profitto, al potere, all'avere, rinunciando alla libertà e alla coscienza, alla responsabilità e alla visione alta e profonda della vita e delle scelte, rendendole così sempre più sterili, degenerative, interessate e pericolose. E ancora Benedetto sa e suggerisce che non costruisce futuro chi è inconcludente, chi succhia il sangue degli altri, chi vive da parassita anche parziale, chi cerca scorciatoie dal sapore criminale, chi attende soluzioni senza sperimentare, giocarsi vite nuove, chi non fa della sua vita una impresa, un investimento per la comunità, la giustizia, il bene comune. E Benedetto diceva ancora: non costruisce senso e impedisce ogni progetto, chi è ignorante ma comanda, chi non studia ma impone, chi non ricerca ma sa tutto, chi non approfondisce eppure giudica, chi non legge ma sentenzia in abbondanza, chi non sa ma pretende. Ora, labora et legge. Direi un buon percorso da rivalutare e aggiornare. I senza anima e coscienza, i lazzaroni, i lavativi, gli ignoranti, in ogni mondo, compreso il mondo del lavoro, sono come quegli idoli muti di Isaia. Trovano sempre qualcuno che si inchina davanti a loro pensandoli la soluzione. Ma sono solo un male. Un male. Penso a come il mondo del lavoro ci possa regalare davvero esperienze nuove. Quando è fedele alle sue origini, quelle origini di cui parlavamo all'inizio. Quando il mondo del lavoro è esperienza profetica e dà voce a chi non ne ha e agli esclusi, a tutti. Penso al ruolo del sindacato, quando il mondo del lavoro diventa luogo generativo, perché trova le strade di produzione e progettazione che hanno il sapore di un futuro migliore per tutti, non per pochi. E qui penso agli imprenditori, piccoli e grandi, agli artigiani. Quel mondo del lavoro che diventa un appello alla responsabilità, perché chiede non solo, ma propone, partecipa, rischia, condivide. E allora penso ad ogni lavoratore e lavoratrice che non solo chiede, ma vuole partecipare. Quel mondo del lavoro che è occasione di solidarietà e giustizia, quando non si pone contro, sopra e senza gli altri, ma con e per gli altri. Penso ad ogni ambito lavorativo e ad ogni ruolo dentro i vari ambiti lavorativi. Quando il mondo del lavoro diventa desiderio di innovazione, perché prepara, forma, progetta, verifica, aggiorna, partecipa. E tutti coloro che partecipano ne sono attori fondamentali. E qui penso al ruolo della scuola, delle università e di tutti i processi formativi e di aggiornamento. Quando il mondo del lavoro
si trasforma in impegno di protezione per chi è dentro il lavoro con tutti i suoi diritti e doveri, ma anche per chi è fuori le mura del lavoro, perché non sia devastato dai prodotti e dagli scarti del lavoro stesso. Penso all'obiezione di chi dice no allo sfruttamento, alla produzione di armi e di inquinanti pericolosi in troppe produzioni. Quando il mondo del lavoro diventa spazio di amicizia e di stima reciproca, di verità e anche di riconciliazione, di responsabilità e condivisione. Penso alle tante vertenze del mondo del lavoro che dividono famiglie, amicizie, comunità, città intere. Quando il mondo del lavoro diventa un messaggio sulla possibilità di non trasformare l'incontro con gli ultimi, gli esuberi, in scontro con i primi, gli scelti, cancellando quelle stupide gerarchie al soldo dell'arricchimento di pochi e della concentrazione sempre più veloce delle ricchezze. Quando il mondo del lavoro diventa un progetto per una scienza, una ricerca, una tecnologia come strumenti di bene, che non sostituiscono mai il contatto fra noi, che non cancellano mai una comunità in cui radicarsi e in cui fare sì che la nostra vita diventi feconda. Penso al mondo del lavoro quando diventa proposta di un nuovo sviluppo, che non spezza carne e anima alle persone e ai popoli, in funzione degli interessi, che non cancella i volti e le diversità, in funzione delle necessità, ma che ridona una casa a chi ancora è in viaggio prima di andare a cercare alloggi su Marte, che concede una terra da coltivare prima ancora di bruciarla e devastarla con gli inquinanti e i cambiamenti climatici e che riconosce un lavoro dignitoso, libero, creativo, solidale e partecipe prima di esigere e volere e pretendere. Parlando nell'ottobre del 2021, poco tempo fa, ai movimenti popolari, Papa Francesco li chiamò poeti sociali. Vorrei pensare a chi vive nel mondo del lavoro come dei poeti sociali, che hanno la capacità e il coraggio di creare speranza laddove appaiono solo scarto ed esclusione, che hanno la capacità di forgiare la dignità di ciascuno, quella delle famiglie e quelle dell'intera società, delle città e delle nazioni, che hanno parola autorevole, capace di smentire i rinvii silenziosi e tante volte educati a cui siamo stati sottoposti o a cui sono sottoposti tanti nostri fratelli e sorelle, e che possiedono un annuncio di speranza, di giustizia, di equità e solidarietà. E chiudo ricordando un passaggio fondamentale, lo sappiamo bene, che anche i nostri personali e familiari stili di vita, le nostre scelte, i nostri consumi definiscono l'economia e il lavoro, il futuro e la sostenibilità. Forse questo è il lavoro più difficile. Diventare ciò che troppo facilmente rivendichiamo agli altri, nel mondo del lavoro come nella nostra vita quotidiana. E allora, buon lavoro a tutti noi, nei modi più diversi, verso quel progetto che ci rende alleati della vita e del cosmo e non avversari della vita e della bellezza che abbiamo attorno a noi.